Sportivi siciliani, ben trovati con Stadium Sicilia, il consueto appuntamento settimanale dedicato interamente al preview delle 3 squadre che partecipano questa stagione 25-26 al campionato di Lega Pro. Parliamo di Catania, Trapani e Siracusa. Come al solito ad accompagnarmi in questa puntata un giornalista di Globus Television, ovvero in questo caso il nostro Vincenzo Lacorte che ritroviamo. Ciao Vincenzo. Grazie per l'introduzione caro Ettore, buon pomeriggio e buon pomeriggio a tutti i nostri spettatori. Allora, siamo reduci da 2 partite siciliane interessanti, il derby Catania-Trapani e la vittoria anche e soprattutto del Siracusa. Sì. Quindi sostanzialmente la Sicilia è felice questo weekend. Sì. Si muove un po' tutta la classifica, andremo ora poi nei dettagli. Certo. Sei contento del pareggio del Trapani con il Catania? Più no che sì. Si poteva fare di più? Perché con tanto rammarico abbiamo visto veramente tanto ben di Dio sprecato davanti alla porta avversaria, per carità ben difesa da Galeori, ma certo si poteva fare di più, un po' di incisività in più, un po' di pressing in più. La prestazione c'è stata, ma ci vuole altro ancora. Molto di più, mentre invece siamo molto contenti soprattutto di questo Siracusa che addirittura con questa vittoria abbandona l'ultimo posto nel girone C proprio di Lega Pro. Passiamo ai risultati, eccola qua la schermata. Latina batte Cavese 2-0, Cosenza batte Giuliano 4-1, pareggio tra Foggia e Casertana, 1-1 il risultato finale. Audace Cerignola batte Salernitana 3-2, Siracusa che vince in casa contro il Potenza 1-0, pareggio tra Sorrento e Casarano 3-3, così come il Trapani che pareggia in casa contro il Catania. Vince fuori casa invece il Crotone 2-1 contro l'Atalanta Under 23, pareggio tra Picerno e Benevento 2-2, così come Monopoli Altamura finito in parità 1-1 il risultato finale. In base a questi risultati, eccola qua la classifica. Salernitana in testa con 15 punti, Benevento con 13, Catania, Crotone, Casarano e Monopoli 11 punti, 9 punti per Cosenza ed Audace Cerignola, 8 punti Potenza e Casertana con 7 il Latina, 6 punti per Picerno e Altamura insieme al Foggia, 5 punti per il Giuliano con 4 il Trapani e l'Atalanta Under 23, 3 punti per il Sorrento con il Siracusa, chiude la classifica all'ultimo posto la Cavese con 2 punti. Si ritorna in campo per la 7ª giornata di andata, eccola qua la schermata degli incontri. Potenza Atalanta Under 23, Benevento Trapani, Casarano Salernitana, Crotone Casertana, Audace Cerignola Catania, Latina Altamura, Siracusa Cosenza ed infine Monopoli Cavese. Scenderanno in campo invece lunedì sera Picerno Foggia e Giuliano Sorrento. Diamo dunque inizio alla nostra puntata, ricchissima anche di immagini e di interviste. Iniziamo subito con il Calcio Catania. Lei presenta Sicilia, prima era Trinacria, proprio adesso ando cianco, c'è due mitico punto che si chiama Catania. Catania dunque che pareggia a Trapani, abbiamo già sentito bene o male un tuo parere iniziale. Cosa è mancato al Catania e cosa è mancato al Trapani per portare via 3 punti pesanti in questo scontro diretto? Allora direi che comincio col Trapani, che è molto più semplice. Al Trapani è mancata sicuramente la mira, perché è un momento di flessione importante, per carità. Merito anche rimangono imbattuti, Vincenzo? Rimangono imbattuti, l'unica squadra dopo il risultato sorprendente della Salernitana che cade in casa. Davvero questo ci dice che questo campionato non c'è nulla di scritto in questo girone C e che tutti, sia in alto alla classifica sia in basso alla classifica, se ognuno fa il suo dovere può aspirare a qualsiasi cosa sino alla Condivido, fine. è vero. Assolutamente. Quindi apertissima ancora tutta la zona poi con di testa. con le 2 partite che ci saranno la prossima domenica prossima, evidentemente con 4 tra le prime squadre impegnate fra di loro in scontri diretti, evidentemente. Quindi è mancato poco per portare via 3 punti al Trapani e al Catania? Ma pochissimo, io direi pochissimo al Catania, quel pochissimo che è il nostro cruccio, no? Quel pochissimo è il nostro cruccio, perché abbiamo una batteria di attaccanti che aspetta fuori, tra recuperi forzati, tra mai essere stati schierati, di essere finalmente
convocati e poi anche impegnati, no? Certo. È forte da solo, seppur ieri l'abbiamo visto con una volontà di ferro andare avanti e indietro per l'area. E poi questo Lunetta quando entra segna. E Lunetta è diventato davvero il leitmotiv dell'attacco del Catania. È vero, ma come Se fai a non Toscano giocare ha individuato ieri per la prima volta titolare, no? Sì. Però non come 9, diciamo, Sì. era un trequartista. Un trequartista. E questo Lunetta davvero, quando il mister gli dà le consegne di 9, abbiamo sempre, come dire, gigionato sulla parola falso 9, ma in realtà lui fa un vero 9 quando gioca come Serve attaccante. quasi da collante con il centrocampo. Infatti, è vero. Mi è piaciuto Corbari, mi è piaciuto sicuramente l'altro Di Tacchio, ecco, anche Di Tacchio una bella prestazione. E poi soprattutto ci sono state le possibilità di alcune sostituzioni che hanno comunque dato una continuità, no? Il ritorno in campo di Donnarumma e poi anche Stoppa, Quaini anche è entrato. Quaini bene, Donnarumma bene, sicuramente secondo me è meglio di Celli, perché Celli non ha la gamba per stare così avanti. Celli può stare benissimo nei 3 di difesa, sì, perché per poi dopo è più eventualmente concentrato, rilanciare. mentre lì sicuramente il posto è certamente di un Donnarumma che però deve essere capace di tirare tutta la gara. Allora abbiamo un po' raccontato praticamente in linea di massima qual è stata la partita che si è giocata al Comunale di Trapani, ma ci guardiamo adesso gli highlights. A Trapani l'atteso derby siciliano tra il Trapani e il Catania. Trapani che arriva imbattuto con la miglior difesa del girone, 2 gol subiti fin qui, 11 punti conquistati sul campo al netto della penalizzazione degli 8 punti. Il Catania invece, dopo un avvio fulminante, arriva dalla sconfitta con il Cosenza e dal pari incolore contro il Sorrento. Non ci sono i tifosi del Catania, vietata la vendita di biglietti ai residenti proprio della provincia di Catania. C'è il sostegno incessante dei tifosi del Trapani. Arbitra Drigo, squalificato Toscano. In panchina per il Catania c'è Michele Napoli. Primo tentativo dalla distanza con Canotto e Dini che si è opposto in qualche modo, poi c'è il fallo, azione interrotta. Partita che inizia in modo un po' blando con grande equilibrio. Cicerelli, calcio di punizione Catania, attento Galeotti nella respinta. Partita che comincia a decollare. Lunetta, la salita di Casasola. Casasola riesce a passare, grande affondo di Casasola, parte il pallone in mezzo, non ci arriva forte, di pochissimo sul secondo palo. Catania a un passo dall'appuntamento con il gol. Poi la discesa di Corbari, l'apertura ancora per Casasola, l'ex Ternana mette dentro, conclusione al volo di Forte e ancora si salva il Trapani. Catania in crescendo nel finale di primo tempo. Era questo pallone di Casasola, se la trova lì Galeotti con un grande intervento. Poi Lunetta, un sombrero, si gira, conclusione, palla sul fondo. Lunetta show in questo caso, prima il sombrero, poi la piroetta, pallone largo per Lunetta. Sempre Catania che continua a attaccare nel finale di tempo. Qui la giocata di tacco di Forte per Lunetta che va dietro, Cicerelli lavora, Corbari sinistro, pallone largo. Tante chance per il Catania nella seconda parte del primo tempo. Ripresa, calcio di punizione di Benedetti, Fischnaller trova la deviazione vincente, secondo gol in campionato per Manuel Fischnaller. Il lampo all'improvviso per il Trapani che sblocca il derby. Avanti la squadra di Aronica, bello il sinistro su punizione di Benedetti, prontissimo Fischnaller a inserirsi sulla traiettoria, incorna benissimo, niente da fare per Dini. Trapani dunque in vantaggio e insiste la squadra di Aronica. Di Noia su questa ripartenza, servito Canotto in area di rigore, va col destro e non ci arriva sul secondo palo. Fischnaller c'era però anche fuori gioco. Celli per il Catania, il tunnel su Fischnaller, conclusione di sinistro. La grande respinta ancora di Galeotti, occasione ancora Catania, in questo caso per il possibile pareggio. È entrato dalla panchina Donnarumma, manda dentro questo pallone, Lunetta, controllo e poi col destro
trova l'angolo lontano per il pareggio del Catania. Il Trapani protesta per una possibile spinta su Benedetti, con il gol che poi viene dato buono, destro di Lunetta, quarto gol in campionato per il giocatore tuttofare della squadra di Toscano. Qui molto lesto a trovare il gol, anticipare Galeotti su questo pallone messo dentro da Donnarumma. Questo è il possibile contatto giudicato regolare. Palla in rete per l'1-1. Catania che vuole qualcosa di più, palla in area di rigore, c'è la sponda di Cicerelli, Lunetta che lascia forte, che ha la grande opportunità di trovare la porta non c'è, palla sul fondo dopo quasi 10 di recupero, dopo vari controlli FVS, finisce così, finisce in parità il derby siciliano, 1-1 tra Trapani e Catania. Un Catania dunque che insomma ce l'ha fatta a pareggiare, ha portato via un punto, poteva forse fare qualcosa di più, però è anche vero che il Trapani in qualche occasione per portarsi di nuovo in vantaggio l'ha avuta, quindi piangiamo a metà. Anche alla fine. Anche alla fine, piangiamo a metà, nel senso che va bene, muoviamo la classifica, perché per fortuna la Salernitana ha perso, il Benevento ha pareggiato, mentre invece stanno per arrivare gli altri, Casarano, Monopoli, e bisogna fare un Audace Cerignola che si ricorda del ruolo importante che ha avuto l'anno scorso. Noi sappiamo benissimo cosa dobbiamo andare a giocarci adesso, proprio domenica. Sotto questo punto di vista bisogna stare molto attenti. Allora, dato che comunque dobbiamo ancora continuare a parlare di questo derby, sentiamoci le interviste post partita del vice allenatore del Catania, perché come tutti ben sanno Toscano era squalificato, e abbiamo anche sentito Corbari. Sicuramente è un buon pareggio, è stata una partita maschia, molto combattuta, è stato un derby giocato bene da tutte le squadre, diciamo così, quindi è un punto che ci teniamo. Sappiamo che potevamo fare qualcosina in più in termini realizzativi, magari nel primo tempo soprattutto con 2 o 3 occasioni in cui la palla ha navigato lì in mezzo all'area, però ecco, ripartiamo da questo punto, lo teniamo stretto e lavoriamo per magari trasformarlo già domenica con una vittoria in un punto molto positivo. Ci è mancato nel primo tempo magari qualche palla che è passata lì dentro l'area piccola, quel pizzico di fortuna, tra virgolette, di malizia nel capitalizzare quell'occasione lì. Ecco, il rammarico della partita di oggi sta in quelle 2 o 3 occasioni nel primo tempo che è passata la palla lì in mezzo. Ecco. Partite come quella contro il Sorrento ne possono purtroppo capitare. Credo che la prestazione sia stata positiva, siamo mancati sotto l'aspetto del risultato, se vogliamo, perché non era quello che volevamo e di quello non siamo contenti. Magari avremmo dovuto costruire qualche occasione in più, però la prestazione sicuramente contro il Sorrento c'era stata. Sicuramente sappiamo che questo è un campionato dove devi mettere in campo tutte queste caratteristiche qui se vuoi riuscire a prevalere sugli avversari, altrimenti ogni partita è difficile, lo testimoniano i risultati di partita in partita, puoi rischiare comunque di perdere ovunque. Sicuramente se ne avessimo rosicchiati 3 saremmo stati tutti più contenti, però ripeto, contenti di questo, contenti della prestazione, contenti della voglia, dello spirito, del sacrificio che hanno messo i ragazzi in campo, e quindi di questo siamo sicuramente soddisfatti. Ottimismo, convinzione di avere fatto comunque una buona partita, sì. Siamo fiduciosi. Che percentuale abbiamo di venire dalla terra pugliese con punti pesanti? Un po' sorrido perché la vedo molto dura, ma io confido sul fatto che il Catania possa recuperare altre pedine importanti. Ci auguriamo Caturano, no? Le voci lo dicono addirittura tra i 16 e i 18 sicuro. Lo stesso mister Napoli lo ha praticamente detto, tra virgolette. Sì. Perché diventa importante il fatto che ci siano degli interpreti di spessore lì davanti.
La gara è andata bene sul punto di vista dell'intensità, sul punto di vista dell'aggressione degli spazi, che deve avere però un po' di più continuità, perché non bisogna mai aspettare di trovare spazi aperti, bisogna procurarseli questi spazi. Senti, in prospettiva Cerignola, vedi più la possibilità che Caturano giochi in quella posizione di Forte, oppure probabilmente accanto a Forte, e quindi una possibile di nuovo esclusione di Lunetta? Allora, Toscano più volte ha detto che 2 punte lui le schiererebbe solo in virtù di importanti recuperi, di partite da scardinare dallo 0-0. Quindi scordiamoci di avere la possibilità di avere subito 2 attaccanti Io penso che davanti. formulerà sempre la classica scelta di Forte in subordine, un Caturano eventualmente pronto che scalpita, ma secondo me la linea dei 2 trequartisti, ma d'altronde si è procurando una batteria di trequartisti enorme, per cui io non vedo il perché non debbano giocare almeno 2. È vero. Beh, insomma, credo che un po' di ottimismo ci sta, però un po' di paura della trasferta c'è, perché sappiamo benissimo anche come è andato lo scorso anno, il campo è piccolino, non c'è una grandissima illuminazione, si giocherà alle 17:30, quindi una seconda parte probabilmente, non dico al buio, però non con una luce ottimale, e su questo in fondo credo che la federazione potrebbe agire in maniera dovrebbe essere più forte, più incisiva in questi aspetti, infatti. Perché evidentemente giocatori di tecnica come il Catania evidentemente si trovano a mal partito in queste occasioni. È vero. Giocatori di tecnica che ieri sono stati molto esaltati dai commentatori di Rai Sport, no? Sì. Si parlava spesso di questa bontà tecnica che portava velocemente. Beh, su questa bontà è inutile negare, la bontà c'è, i giocatori, i nomi, il curriculum parlano da soli. Una bontà che ieri è mancata in Cicerelli, ma non per il ragazzo, ma perché è stato oggetto di attenzioni particolari, no? Sì. Ora arriva il momento in cui tutti puntano Cicerelli perché sanno che è una fonte di gioco. E poi non ci dimentichiamo anche un'altra cosa importantissima, Vincenzo, non ci dimentichiamo che si è giocato domenica, si è giocato mercoledì, si ritorna in campo adesso questa domenica. Sabato, mercoledì, domenica. Sì, quindi voglio dire, non ci dimentichiamo che gli atleti non sono delle macchine, ci sono anche no? esigenze. Certo. D'altra parte Scelli lo ha detto, ogni atleta ha un suo fisico, però è anche vero che quando l'atleta è sotto pressione anche dal punto di vista atletico, rischia poi giustamente di infortunarsi. È vero. Beh, in questo caso noi ci auguriamo che ciò non avvenga, perché in questa maniera... per cortesia. già abbiamo l'infermeria abbastanza piena. Beh, ci fermiamo, adesso c'è la pausa pubblicitaria, parleremo del Trapani subito dopo. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antonio. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria, ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati in studio, siete con Stadium Sicilia, vi ricordo puntualmente anche la messa in onda di questa trasmissione, siamo in diretta alle 15 sul canale di Globus Television, piattaforma HbbTV del canale 15 di 7 Gold, e poi potete anche seguire questa trasmissione in replica sul canale di TVM Palermo, canale 19 del digitale terrestre in tutta la Sicilia, tranne per Catania, Siracusa e Messina, ma anche in questa occasione potete seguirci attraverso la piattaforma HbbTV, sempre del canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Allora, lo avevo già anticipato prima della pubblicità, spazio al Trapani adesso.
un Trapani che in fondo non ci aspettavamo con questa partenza a razzo. Ha chiuso praticamente il discorso penalizzazione, 8 punti che sono andati via. Adesso, guardando la classifica, questo Trapani è al secondo posto. Quindi la forza della squadra di Sasà Aronica c'è, è inutile negarla. Tutta gente di categoria, gente davvero con i galloni sulle spalle, gente che sa dare il suo, trovare soluzioni. Ieri un Fischnaller veramente incontenibile, dannata, incontenibile. Mi è piaciuto moltissimo, molto veramente. Grandissimo movimento. È tornato ai livelli dell'annata della promozione col Südtirol, se non ricordo male. Col Südtirol, perfetto, quindi davvero un protagonista, ma anche di Benedetti, di veramente gente che sa cosa fare col pallone, e davanti c'era gente che davvero arrivava a un pelo. Ci sono stati momenti in cui abbiamo temuto, in effetti. Senti, ma tu credi che il presidente Antonini ha capito come si deve fare questa Serie C? Poche parole, più fatti e soprattutto abbinandosi a giocatori che la categoria la conoscono. Poche figurine Panini, ma molta praticità con nomi. Qualcuno anche poco conosciuto, ma di grande qualità. Sì, poco conosciuto per via che magari hanno giocato nei gironi del nord, sì, girone però poi quando vai a vedere le loro caratteristiche, diciamo, i loro rendimenti stagionali, parli di signori giocatori, no? Tu dici è per forza che sì, hanno... media alta, certo. Sì, dici, sì, è per vero. forza che hanno questo rendimento, Chiaro. se uno sta attento. Poche parole sul calcio, sì. Però sul resto Antonini sempre continua a dire un po' di tutto, dalla politica alla TV. Sappiamo benissimo che le caratteristiche di Antonini sono abbastanza chiare, cioè non le inventiamo noi, no? Guarda caso però adesso, insomma, il Trapani si ritroverà a giocare una partita quasi da bivio, nel senso che dobbiamo capire se veramente sono rose e fioriranno, oppure andando a giocare adesso a Benevento domenica, il Benevento coglie l'occasione per distanziare una potenziale avversaria. Ambedue hanno le stesse motivazioni, ambedue hanno colto semplicemente un pareggio e quindi ambedue vorranno subito aspirare ai 3 punti, no? L'una per portarsi immediatamente a ridosso di una Salernitana che poi ha fallito l'ennesima occasione la volta scorsa col pareggio, questa volta con la sconfitta, veramente di fare terra bruciata davanti a sé. No? Quindi, praterie aperte per tutti, soprattutto per il Benevento in questa occasione, ma il Trapani ci tiene a questa classifica virtuale, perché poi quella reale è quella con la penalità. È vero, è vero. Beh, allora a questo punto sentiamo le parole di Sasà Aronica prima della partenza per Benevento. Sì, una partita da 2 volte, il primo tempo siamo partiti benino noi, poi abbiamo subito il ritorno del Catania che ci ha messo in difficoltà, però poi il secondo tempo aggiustando qualcosa tatticamente siamo ripartiti forte, il fatto di aver trovato il vantaggio sicuramente poteva portare i 3 punti che chiaramente auspicavamo tutti, però poi c'è stato l'episodio del gol che a mio avviso l'arbitro è mancato un po' di celerità nel far rientrare il nostro giocatore e quindi c'è rammarico per quello, perché avevamo avuto anche la possibilità un canotto di chiuderlo e quindi c'è grande rammarico per questo. Rimane una grande prestazione da parte dei ragazzi, hanno fatto un punto, dando continuità, dando entusiasmo in un derby importante con una squadra altrettanto forte. Ci aspettavamo una risposta così importante, sapevamo di giocare con un pubblico così numeroso e un quid in più per la squadra, avevo detto alla vigilia, i ragazzi erano entusiasmati dal fatto che comunque c'era stato grande resta al botteghino e quindi sicuramente per noi e per la squadra giocare con un provinciale così gremito, con la spinta da parte del pubblico sicuramente è motivo d'orgoglio, perché significa che comunque la gente sta apprezzando il lavoro fatto. Una Aronica ottimista, felice, contento, le cose stanno andando per il verso giusto, quindi bisogna essere per forza felici, no? La piazza risponde, partecipa, grande tifo per il derby. Ha riconosciuto ovviamente le grandi caratteristiche dell'avversaria, e però anche lui nutre un rimpianto, no? Nutre un rimpianto per questi 2 punti perduti, anche lui avrebbe ambito ai 3 punti come il Catania. Come il Catania dall'altra parte. parte. Che tutti e due con caratteristiche diverse, perché Napoli è tutt'altro tipo, è molto espansivo, molto cordiale,
tutte e due che hanno a che dire praticamente sul risultato che li soddisfa ma parzialmente. A Cerignola mancherà ancora Toscano comunque, perché A sono Cerignola 2 mancherà giornate di Toscano squalifica. e ti dico che mancherà anche Maiuri, perché è stato raggiunto Sì, dal Maiuri, giudice l'allenatore sportivo, del l'allenatore Cerignola. Cerignola. Quindi i 2 mister non saranno in panchina, ma Saranno ci in tribuna. i 2 sostituti. È vero. Infatti ieri mi veniva da sorridere quando su Rai Sport dicevano che Napoli aveva uno strano colloquiare con la panchina. Era logico, no? Perché colloquiava con la panchina? Vabbè. Perché c'era qualcuno con l'auricolare. La modernità ti porta a un auricolare, quindi puoi seguire la partita anche da un'altra parte del mondo. Toscano quasi. dava istruzioni. È vero. Allora sentiamo come al solito a questo punto, dato che parliamo del Trapani, il punto di Enzo Biondo. Dal Catania al Benevento, passando per una tappa obbligata e fondamentale della stagione, vale a dire il responso relativo al ricorso presentato innanzi al collegio di garanzia del CONI per la famosa penalizzazione relativa alle vicende dello scorso anno, diciamo che il campionato del Trapani entra nel vivo. È l'unica squadra del girone C ancora imbattuta dopo il pareggio contro il Catania, un buon Trapani contro un ottimo Catania. È stato un bel derby, è stata una bella sfida, probabilmente il Trapani avrebbe avuto anche l'occasione di chiuderla quando sul punteggio di 1-0 Canotto ha sfiorato il 2-0, ma onestamente sarebbe stata una punizione eccessiva per un Catania bene in palla che al provinciale ha fatto la sua bella figura. Peccato per l'assenza dei tifosi etnei, ma questo è un altro discorso. Domenica a Benevento, quindi contro un'altra squadra che è annoverata tra le candidate per il salto di categoria, con una squadra che reduce dal pareggio esterno di Picerno, un punto prezioso in un turno che ha evidenziato qualche magagna per quanto riguarda le squadre che puntano in vetta. Trapani ritorna a Benevento a distanza di pochi mesi, l'ultima volta vinse di misura 1-0, ma non bastò per raggiungere i playoff. Oggi è tutta un'altra storia, oggi il Trapani è ancora una squadra che probabilmente cerca la migliore quadratura, perché qualche meccanismo probabilmente ancora non è ben oleato, ma è una squadra che non si arrende mai, e anche contro un ottimo Catania, lo ribadiamo, ha saputo portare a casa un risultato positivo che, oltre ad allungare la serie, come si può dire in questi casi, fa morale. La riprova la avremo domenica a Benevento, e intanto i tifosi sperano che prima di domenica si possano avere buone notizie dal collegio di garanzia del CONI. Abbiamo dunque chiuso lo spazio dedicato al Trapani, ci fermiamo, secondo break pubblicitario, e poi subito dopo in chiusura parliamo del Siracusa Calcio. Raimondo Ceramiche Arredobagno, dal 1980 la casa dei tuoi sogni, punto di riferimento nelle ceramiche Arredobagno, l'azienda operante dal 1980 con esposizione su 3 livelli esprime 800 metri quadri di proposte per vestire la tua casa. Raimondo Ceramiche Arredobagno offre una ricerca continua anticipando le novità e le tendenze di ogni nuovo anno, garantendo consulenza e progettazione al privato ed assistenza al professionista. La casa dei tuoi sogni è il nostro obiettivo. Vieni a trovarci in via Vincenzo Giuffrida 191, Catania. Rispondiamo allo 095 44 84 88 e al 320 28 94 951. Raimondo Ceramiche Arredobagno, il nostro progetto sei tu. Live su Globus Television, piattaforma HbbTV del canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold a partire dalle ore 15, e poi importante la replica sul digitale terrestre di TVM Palermo, canale 19 a partire dalle ore 19. Tutto questo ogni venerdì, perché prepariamo giustamente le squadre siciliane in prospettiva degli incontri domenicali. Abbiamo parlato del Siracusa, beh allora a questo punto subito il Siracusa Calcio. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te.
Guarda, io sono contento che il Siracusa abbia portato a casa 3 punti pesantissimi, perché io ho visto in maniera molto dettagliata alcuni frammenti di alcune partite di questo Siracusa di Turati. Non mi è dispiaciuto. Io credo che forse ha raccolto pochissimo rispetto a quello che poi alla fine ha fatto la squadra di Turati. Lo abbiamo detto la volta scorsa, 8 turni importantissimi in cui il Siracusa avrebbe giocato contro le 2 retrocesse della Serie B e le 6 migliori della scorsa stagione, tolto l'Avellino per quanto ovvio. E però io avevo detto questo Siracusa mi sembra un po' quel pugile che incassa e prima o poi troverà la soluzione per il knockout decisivo, no? Ecco, l'ha trovato ieri contro una squadra di quelle tra le migliori, quindi assolutamente bravo Turati e bravi ragazzi. Allora, abbiamo parlato di questo match contro il Potenza, ci guardiamo gli highlights. Reduce da 5 sconfitte in 5 partite, il Siracusa ospita il Potenza. La formazione di De Giorgio arriva dalla vittoria nel derby con il Picerno e cerca il suo secondo successo esterno della stagione. A distanza di 7 anni dall'ultima volta le due squadre tornano ad affrontarsi tra i professionisti. L'ultimo incrocio risale all'ottobre 2018, quando il Potenza vinse 1-0 su questo campo. Parte forte il Siracusa di Turati, che va subito vicino al gol al 18esimo con questo sinistro di Valente che termina di poco alto. La pressione dei padroni di casa è costante e dopo pochi minuti è ancora la squadra di Turati ad andare vicina al gol con questo cross dalla sinistra per Guadagni. Il suo colpo di testa finisce a lato. Brivido per la porta del Potenza che si scuote al minuto numero 22. Qui recupera un buon pallone Anatriello, serve Petrungaro che mette in rete, ma ferma tutto l'arbitro per la posizione di fuorigioco dell'attaccante rossoblù. Torna ad attaccare il Siracusa e dopo la mezz'ora quest'altra buona occasione con Valente. Il giocatore non trova il contatto con il pallone, anche se era in posizione di fuorigioco. Al minuto numero 41 si fa vedere Capanni, entrato nel corso del primo tempo al posto dell'infortunato Contini. La sua conclusione è neutralizzata in 2 tempi da Alastra. Nei minuti finali del primo tempo prova a farsi pericoloso anche il Potenza. Azione personale di Petrungaro con la conclusione che termina sul fondo, soltanto calcio d'angolo per la squadra di De Giorgio. Padroni di casa pericolosi anche ad inizio ripresa con Capanni che evita l'avversario ma poi colpisce il palo ad Alastra, battuto. Nel momento migliore del Siracusa, sulla prima vera azione importante della Potenza, gli ospiti vanno in vantaggio, pallone in profondità per Selleri. A rimorchio arriva Dauria, porta in vantaggio il Potenza e sigla il suo 4º gol stagionale. Inizio di stagione incredibile per il numero 10 rossoblù. Qui bravo a farsi trovare sull'assist del compagno. Il Siracusa accusa il colpo e allora viene fuori ancora il Potenza che va vicino al raddoppio, sempre con Selleri. Qui è bravissimo Farroni a mandare il pallone in corner. Sbanda la squadra di Turati, lascia spazi invitanti all'avversario. Qui Petrungaro ci prova con il sinistro, in 2 tempi ancora Farroni ad evitare il gol del 2-0. Dal possibile raddoppio arriva invece il clamoroso 1-1 della Siracusa sul cross di Valente, combina un pasticcio a Lastra e regala il pareggio alla formazione di casa. Da qui in avanti si spegne il Potenza, il Siracusa trova la forza per reagire e trova anche dopo pochissimi secondi il gol del 2-1. Sempre grazie a Valente che fugge sulla sinistra, alza la testa, palla sul secondo palo dove sbuca Puzzone, colpo di testa vincente del difensore e in 3 minuti la squadra di Turati ribalta il match dopo essere andata sotto. Qui bravissimo Valente a trovare il compagno, ma non perfetta la difesa rossoblù. Nei minuti finali assedio della Potenza, la ricerca del pareggio. Ci prova con questa conclusione il giovane Mazzeo, è entrato anche lui nella ripresa, palla alta sopra la traversa.
Dopo 7 minuti di recupero termina il match alla Nicola De Simone. Il Siracusa di Turati si riscatta, trova la prima vittoria in campionato e allontana la crisi. Brutto passo falso del Potenza dopo il successo nel derby. Da questa settimana abbiamo anche un inviato in terra siracusana, Enzo Biondo per Trapani, adesso per Siracusa abbiamo Gabriele Midolo, quindi tra poco sentiremo il suo punto e siamo contenti perché Siracusa è una piazza importante, diciamolo pure. Meritava questo spazio. Soprattutto appunto meritava questo spazio, diciamo che ha sostituito il Messina, ma quella è un'altra storia. Quella è un'altra storia. Un'altra storia. Allora a questo punto sentiamo le parole proprio di Gabriele Midolo, il punto su questo Siracusa anche in prospettiva della prossima partita. Vittoria casalinga per il Siracusa Calcio. Dopo il vantaggio iniziale del Potenza, arrivato al 13° minuto del secondo tempo con la rete di Dauria grazie a un contropiede, i padroni di casa ribaltano il risultato. Prima con Valente al 22° minuto del secondo tempo dalla sinistra mette un cross al veleno e, ingannato dalla traiettoria, l'estremo difensore Alastra si fa ingannare e infila la palla in rete. Poi 3 minuti dopo, sempre Valente dalla sinistra mette un pallone delizioso in mezzo, raccolto di testa da Puzzone che porta in vantaggio i padroni di casa. Una prestazione di alto livello in alcuni frangenti della gara, in altri troppi rischi, nati da errori talvolta banali, errori che gli avversari sfruttano a proprio vantaggio. 3 punti che di certo fanno morale anche in vista della prossima gara, sempre in casa allo stadio Nicola De Simone di Siracusa, domenica 28 settembre, dove arriva il Cosenza di Mister Boucher. Un Cosenza già concentrato sulla gara del Siracusa, come dichiarato dal proprio allenatore nel post gara dopo la vittoria contro il Giuliano per 4-1. Turati invece probabilmente dovrà fare a meno del proprio bomber Contini, uscito al 13° minuto del primo tempo per un problema fisico, lasciando spazio al compagno di reparto Capanni. Gli azzurri dovranno approfittare del doppio impegno casalingo per portare in classifica più punti possibili, prima della delicata trasferta di Catania al Massimino, prevista per l'8ª giornata di campionato, giorno 5 ottobre. Sarà importante uscire il prima possibile dalla zona calda della classifica, i play-out, per dare serenità a un ambiente che ha avuto un inizio di campionato difficile e caotico. Ambiente dunque galvanizzato a Siracusa e siamo contenti perché insomma questo Siracusa in questa Lega Pro può e deve fare molto di più. Intanto puntare alla salvezza, poi tutto quello che verrà le prossime stagioni non stiamo certamente qui a raccontarlo in questo momento. Squadra giovane, ahimè per certi versi incompleta dopo il mercato estivo. Partiti in ritardo anche. In ritardo, cosa quindi importante essersi svegliati e aver rimosso quello 0 dalla classifica. Beh, abbandonare l'ultimo posto in classifica fa sempre piacere, no? Perché così hai altri punti di riferimento. Allora, abbiamo chiuso la puntata odierna di Stadium Sicilia, ricchissima perché come tutti ben sanno si è giocato mercoledì, si ritorna in campo domenica. Catania che va a Cerignola, pronostico immediato, Vincenzo? Diciamo almeno un buon pareggio maturato con buone caratteristiche degli atleti che facciano al solito pressing
e intensità. Mentre invece per il Trapani, poi se riusciamo a fare qualche gol e allora vittoria. ce lo teniamo stretto. Il Trapani invece che gioca contro il Benevento? Trapani e Benevento io penso che finirà di nuovo in pari, sebbene tutte e due vorranno vincere, penso che finirà di nuovo in Si pari. accontenteranno. Penso che andrà così. Mentre invece come vedi la partita interna del Siracusa contro il Cosenza? Partita difficilissima, come hai detto tu, ambiente galvanizzato, importante non prenderle, almeno un punto debba essere. Muove la classifica. Deve essere per muovere la classifica. Perfetto. Grazie Vincenzo. Grazie a te, buon venerdì a tutti, alla prossima. Bene, noi chiudiamo qui la nostra puntata odierna di Stadium Sicilia. Grazie per essere stati con noi. Per quanto riguarda questa trasmissione dedicata interamente al preview delle squadre siciliane per quanto riguarda le partite domenicali o del weekend in genere, noi ci vedremo venerdì prossimo puntuali, mentre invece voglio ricordarvi l'appuntamento con Calcionate, i commenti in casa rossa-azzurra, sempre qui su Globus Television, lunedì alle 19 in diretta e in contemporanea anche su TVM Palermo. Grazie per essere stati con noi, buon weekend calcistico.